Presidente, che gara si aspetta contro lo Sporting Vallone? È importante per l'Akragas dare continuità ai risultati? Certamente sarà una gara molto difficile perché comunque intanto il Vallone è una buona squadra allena dall'amico Curzio Sclafani che conosce bene il calcio, conosce bene l'Akragas e quindi diciamo, sicuramente troveremo un avversario molto ostico. Poi addirittura avranno il dente avvelenato dalle ultime partite che non sono andate per loro bene, però dall'altro lato troveranno un'Akragas molto motivata, un'Akragas che viene a 3 vittorie consecutive e che vuole a tutti i costi ottenere un risultato positivo e perché no anche il massimo della posta per accorciare i punti di stacco nei confronti del Dattilo. Da chi si aspetta una grande prestazione in casa Akragas? No, ma a prescindere i leader, ma l'Akragas dalle ultime partite è un gruppo compatto e coeso, quindi c'è un'unione di intenti tra giocatore, allenatore, staff. L'unico problema è stato un po' il tempo che ci ha portato a saltare qualche allenamento perché c'è stato un nubifragio su Agrigento e quindi questo ha un po' inciso negativamente sulla preparazione alla gara, ma certamente 1 o 2 allenamenti saltati per il maltempo non possono costituire un problema sotto il profilo della tenuta fisica. Vedo uno spogliatoio molto unito perché l'ho vissuto questa settimana e i ragazzi sono determinati a dare fuori casa qualcosa in più rispetto alle altre partite, anche perché penso che forse domenica è arrivato il momento che il Dattilo si fermi un po' e che perda qualche punto. Scherzi a parte, noi guardiamo in casa nostra, cerchiamo di vincere e poi se il Dattilo ovviamente frena noi siamo lì col fiato sul collo. Questo secondo posto che valore ha per l'Akragas? Ha un valore diciamo, che premia i nostri sforzi, premia il nostro lavoro, premia il lavoro dei ragazzi quotidiano, però non è quello che ci appaga. Noi vogliamo a tutti i costi raggiungere e magari scavalcare il Dattilo. Come dire, abbiamo questo obiettivo, poi se il Dattilo marcerà a questa velocità e non lo raggiungeremo, stringeremo sportivamente la mano all'amico Chianetta e ai giocatori del Dattilo perché avranno meritato la Serie D, ma l'Akragas certamente non molla, farà di tutto per cercare di riagganciarlo e quindi è un posto molto ambizioso, ma non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Gambino rimarrà all'Akragas e possiamo tranquillizzare i tifosi? Assolutamente sì, sono stato io stesso nel corso di una trasmissione televisiva tirato in ballo a dire che anche l'Akragas, siccome mi avevano chiesto se il Palermo avesse i giocatori per l'Akragas, ho detto io che l'Akragas avrebbe i giocatori diciamo, che potrebbero fare a caso del Palermo, ma figuratevi se sono folle ad avere un giocatore come Gambino e a cederlo a dicembre, ma neppure di fronte a un'offerta faraonica, ma non è solo un problema di prestazioni in campo. Gambino è il leader di questa squadra, è il leader di questo spogliatoio e si verrebbe a mancare senza di lui un perno importante del gruppo e noi non ci priveremo di lui né nello spogliatoio né nel campo, quindi chi ha fantasticato, chi è preoccupato lo tranquillizzo perché Gambino sarà dell'Akragas questa stagione e probabilmente anche nelle prossime.